nelle puntate precedenti. Principale. Ehi, senti qua. Sì. Dica ieri che mi ha mandato Giorgio con risolvere un problema allo tavolo, ma non ha acceso un notro. E però stavolta non ho saputo la polizia. Mi sa che stai venendo l'investigatore. Fai come al solito, capito? A disposizione. Tu non hai idea di quanto può centrare la posizione di sto cazzo di bicchiere. Tu non dici sto bicchiere stava qua o qua. Ma come faccio? Come mi ricordi dove stava sto bicchiere? Quanti bicchieri vedo la E sera? ancora al gira. State le cose, Mario, ho trovato questa situazione, in Scusi, pratica, dai. scusi. Quest'ora posso farvi una domanda, sì? Dici, già è successo? Niente, in pratica ieri hanno perso una chiave sotto questo tavolo. Quindi lei mi sta dicendo che ieri sera stava qua. Io qua stavo. Era pure uno buono Un cliente. buono pizzarrone. Ehi, hai visto sopra Facebook qua? C'è quello cristiano che è scomparso? Sto tizio ha scritto: da 2 giorni il mio amico Alfonso Paneca è scomparso. Le autorità sono ormai convinte sia deceduto. Io rimango ancora convinto che l'abbiano fatto fuori al Faggia Noir. Ti saluto Alfonso, riposa in pace. No. Ma questo Alfonso Panega non è lo cristiano che interrogaste dallo Faggia Noir quando facevi l'ispettore? I due, c'è fuoco pezzecato. Bastardi. Bastardi. Hanno ucciso perché sotto sotto io sapeva dove stava quello bicchiere. Stava qua o stava là? Arredo questo bicchiere, Pasca. Sto cristiano era a sapere. Se c'è da tornare a fare l'ispettore, ma? Sì. Dopo la rascata di ieri che mi ha fatto con mamma, da ho deciso che torno a fare l'ispettore. No, ne Pasca. Ci? Camoci, tu. Citta che ho detto. Fammi trovare un distintivo. C'è distintivo. Un distintivo che mi distingue. Ma poi come faccio a essere sicuro che non l'ho ucciso? Che ha muerto? Che c'entra? Mica ognuno che muore è stato ucciso. Allora tiene veramente un cervietto di fierro. Non c'è letto? Paneca. Ci ho messo la paneca in canna. Principale, Ronzino so. Vedi che l'ispettore sta venendo in locale. C'è successo? Ma niente. Giorgio ha carcato un poco la mano l'altro giorno e involontariamente è appennuto a uno. L'ispettore sta bene? Questo ispettore non lo controlliamo noi. È dell'ispettore Pascale. Ah, ma Ronzi, qui non è un ispettore vero, mi dici? Forse abbiamo sbagliato, principale. Senti questa registrazione di la cimice che cimittemmo. Sto cristiano era a sapere. Se c'è da tornare a fare l'ispettore, ma? Sì. Dopo la rascata di ieri che mi ha fatto con mamma, da ho deciso che torno a fare l'ispettore. No, ne Pasca. Ci? Camoci, tu. Citta che ho detto. Fammi trovare un distintivo. Un distintivo? Ehi, fammi chiudere, gli chiamo lo locale, prima che è troppo tardi. Bia, A mezza disposizione, principale. cerco? A parolazione, le diceva. A parolazione. Scusa, principale, a disposizione, a mezza parola, dimmi tutto. Bia, a dove ha messo lo muerto l'altro giorno, Giorgio? Bacio la cantina, in Luca Pasoni. Vabbè, lasciate quello che stai facendo, assidolo e scemmanatelo tra lo puzzo artesiano. Sempre bacio la tacchiata, principale. Sini. Oh, ma mo? Mamone, principale. Ma mo? Mamone, principale. C'ha mo sto dico. Subito, principale. È tornato al locale che stai bene sicuramente un ispettore. Uno vero stavolta. Fuggendo, principale. Vede che di vicino si vede che è un distintivo a giocattolo. Usa che di vicino pure tu, pare un giocattolo? Mica ne stai metti in montale guai. Siamo a casa. Ehi,
Citta. Ma quelli due non so piace quello cuoco. Sì, E ci vanno portando un tacco muerto di sacco. l'ho muerto. Per la madonna, ti hai ragione. Che ma fa? Ma mascetereto? No, ne è preso. Trasimi un trovo a Januari. Ma piccè? Sicuramente la cucina sta incustodita, ma proprio tutto da ghietticere. Vai, Joe. Fuggi, fuggi. Ok. Oggi la capo. Non ci stai la capo. Come non ci stai? La capo non ci tagliato. No, io no. Mannaggia Giuda. Ho perso la capo. Mannaggia Giuda. E mo? Vabbè. Scettolo intra per mo. Sciamo. Pasca, basta, questo è l'10° panzerotto. Citta, gli con zaino nero e mettere tutti intra. E qua ma sta buono per minimo 2 settimane. Pasca, hanno tornato. Metti intra. Yes. Beh. E voi che cosa fate nella cucina? Scusi, piace, ma... Oh, scusi la pizza. Come scusi la pizza, signor? Ispettore Pascale, prego. Ah, è lei l'ispettore. Lei? A morta lei. Vogliamo sederci da qualche parte? Certo, come? Certo. Allora. Allora. Oh, vi ho detto allora. Ma che significa? Allora. Allora che cosa? Allora. Ispettore Pascale, io devo lavorare, se mi fate domande... Ha saputo di questo Alfonso Paneca che è scomparso? Sì, abbiamo visto su Facebook, ispettore. Noi non ne sappiamo niente. Anzi, vi volevo avvisare che se per caso ci avete visto uscire dall'Alfa Januar con un sacco grosso, era solamente spazzatura accumulata. Ah, e lei quando va a buttare la spazzatura dice sempre fugi Gio, fugi? Beh no, ci abbiamo gente da servire, stasera siamo soli, capisce? Biase, sarò chiaro. Non me ne frutta niente ce l'avete ucciso voi. Ho cinta qui due sacco che avete gettato stavano muerto. Per quanto mi riguarda, poteva stare pure la pizza di King Kong musciata da intra. Ma... Io voglio assaggiare solamente una cosa, precisa, e voglio una risposta. dica. O bicchiere stava qua o qua? Ancora questo bicchiere? Ma perché è fissato questo bicchiere lì? Biase, secondo te, perché l'hanno ucciso a sto Alfonso? Non lo so, non vedo motivi. Te lo do io i motivi. Iddo sapeva dove stava sto bicchiere. Non ho avuto accedere per forza, è chiaro. Sì, ma mettiamo che sto Alfonso sapeva che sto bicchiere si trovava qua. Perché non accidere? Ma è proprio questo il problema. Forse il bicchiere stava qua invece. Ah, è uguale, va bene, mettiamo che stava qua, dove l'ha messo lei. E allora, perché non accidere, sangue dell'ostia? Infatti, ispettore, anche a me interessa sapere il perché. Va bene, ve lo spiego. Allora, il bicchiere stava qua, o qua. Pasca, Sangue. mannaggia la madonna, ma non serve un altro bicchiere. Tranquilli, aspettate, io vado a prendere un altro bicchiere, perché voglio che capisco sta storia una volta per tutte. Piglia pure una scoparedda. Non siano ammazzanculentati tutti qua con tutti questi vetri. All'occorrenza, ispettore. Joe, passami un bicchiere. Sì. Ah, Joe, Ehi, ma perché l'hai ucciso a sto Alfonso Paneca poi? perché sapeva dove stava lo bicchiere. Come? È seduto in cucina quella notte e ha detto: io so dove si trova il bicchiere, vi metto tutti in galera. L'ha dovuto uccidere. Ma perché? Che significa la storia di sto Cristo di bicchiere? Non te lo posso dire. No, lo principale mi faccio uccidere pure a me. Ho capito. Madonna, c'è casino. Ah, ma un'ultima cosa. Ma perché l'ha impiegato? In quello attimo che ho picchiato spunto tra cognome sua. Ah, ecco, Paneca. Vabbè, voglio trovare una maniera come andare a casa l'ispettore qua. Ti sto dico che manco ero in cucina, se ti accorgi che mancano tutte le panzerotte. Oi, ma se proprio è una scelta della morte, o te la spicci con parte sgubbio? Ehi,
Arriva. Scono lo zaino mentre li chiami. Ispettore, abbiamo finito i bicchieri. Magari me lo spiega un altro giorno questa storia del bicchiere, va bene? Sì, non ci sono problemi. Buona serata, Biase. Ehi. Vedegno d'occhio. A disposizione. Pizza, compà. Ma anche se ne è accorto di tutte le panzerotte che ne hanno strafottuto. Mannaggia le marche tua. Fammi vedere, sto zaino. No. Vedi? Sangue quanta pesa. Hanno sbueno ne mi su intra. Oro de capo. Ma io mi ricordo che ne ho messo solamente 10. La porta è trase, cucchio.